Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone Badessin e oggi ricominciamo a disegnare dopo un bel po' con Adobe XD. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale. Allora, è da un po' che non disegniamo con Adobe XD. Oggi volevo portarvi all'interno di un lavoro reale, qualcosa che devo fare realmente, ok? Quindi una casistica che mi sta capitando in questo momento e che voglio andare a gestire e fare insieme a voi. Allora, casistica estetista. Ovviamente non metterò i nomi, eccetera, eccetera, metterò dei loghi a caso, delle scritte a caso per la privacy ovviamente del cliente. L'estetista ha una figlia che gli ha fatto un sito in WordPress qualche anno fa, è tempo di fare restyling. La figlia dell'estetista trova il mio canale, ok? Questo canale qui, vede un po' di video e gli piacciono. Attraverso i video scopre il mio tema Sensei S2, se lo scarica, prova a installarlo, gli piace molto graficamente, ma ha bisogno di fare un lavoro un po' più professionale, cioè è consapevole che comunque è meglio affidarsi a un professionista e farsi fare un sito come si deve, perché le cose da fare sono tante, tra i redirect e tutto il resto che ci va dietro, insomma, la migrazione, il nuovo sito, insomma, non si tratta solo di cambiare un tema, che comunque è un'altra grande casistica, che il tema deve essere aggiornato, è completamente indietro con gli aggiornamenti, insomma, ci mettiamo prima a fare tutto a capo e farlo come Dio comanda, è fatto bene, ok, che stare qui a cincionare. Quindi mi esporterò i contenuti e andrò a creare la nuova struttura. Abbiamo già fatto tutta la casistica, ci siamo seduti, abbiamo parlato di tutto, abbiamo fatto tutta la strutturazione, ok? Quello che l'unica richiesta che mi viene fatta nello specifico è di mantenere una grafica similare a quella del mio tema, perché gli è piaciuto molto, giustamente lo aveva scelto. Quindi ovviamente per me va benissimo, voglio dire, l'unico puntino che ho messo io in questa cosa come richiesta è di poter fare una cosa che da un po' c'ho lo sfizio, data anche proprio la casistica, è da un po' che ci voglia di fare una bozza dark mode, ok? Quindi farò una struttura completamente molto simile, ok, al mio tema da adattare, però invece di essere bianca come è il mio tema nello specifico andrò a creare una struttura dark. Insomma, è stata accettata, è sembrata una buona idea. Insomma, adesso andiamo a disegnare insieme la home page. Al momento non so se riuscirò in un unico video a disegnarla tutta o se dividerò in due video. Comunque intanto, insomma, cominciamo e vediamo fin dove arriviamo. Io naturalmente mi sono fatto già uno schemino che potete vedere qui, con tutte le varie ed eventuali dinamiche che mi servono, e sulla base di questo mi sono scritto un attimino come voglio fare la struttura. Ovviamente questo è il mio piano di lavoro rapido, ho preparato tutta un'alberatura, no, non è vero, il mio piano di lavoro è tutto qua, più tutti gli appunti scarabocchiati che prendo mentre parlo col cliente, inutile che cerco di tirarmela, voglio dire, niente, io faccio gli scarabocchi e funziona benissimo. Allora, iniziamo. Ho già aperto XD, come potete vedere, vado a crearmi una struttura personalizzata. A me piace lavorare a 1440x900, le dimensioni del mio monitor da 15. Apriamo. Un'altra cosa che mi viene chiesta spesso è perché questi video li vado a fare nel monitor piccolo, ok, invece di utilizzare quello da 27. Posso dirvi perché lo faccio? Semplicemente perché una volta che ho fatto il video sulla landing page mi sono accorto che poi dal telefono si vede veramente male il 27, cioè è tanto dispersivo nel telefono perché è enorme, mentre per quanto sia più scomodo per me lavorarci, per fare questi video, con il 15 la resa da telefonino, da dispositivo mobile è decisamente migliore. Comunque, bando alle ciance, la prima cosa che devo fare adesso che ho creato la struttura è andare ovviamente a salvarmela, quindi faccio salve, c'è la nuova opzione, vedete, salva come locale, lo andiamo a salvare qui nel desktop e la chiamiamo bozza estetista. Mi sono già salvato una serie di asset. La seconda cosa che voglio andare a fare è andare a modificare il colore di sfondo, perché voglio farla dark. Quindi ho deciso di utilizzare, vado a sbirciare, vediamo, per lo sfondo avevo deciso di usare un colore 161616, vediamo, 161616. Perfetto, fantastico, salvo. Hanno tradotto XD, alcune cose fanno un po' sorridere, posso dirvi la verità, cioè tipo questo personalizzate al posto di custom layout, mi fa un po' sorridere. Comunque vabbè, andiamo a modificare in body, che mi piace di più. Benissimo, allora questa è la mia prima parte di struttura, salvo, e adesso andiamo a creare la hero section. Allora inizialmente mi sposto sui livelli, così posso vedere un attimino cosa vado a creare, dopodiché andrò a crearmi gli asset man mano che li faccio. Questa volta non ho voglia di prepararmeli prima, visto che comunque me li sono scritti. Allora, la prima cosa, voglio creare la hero section, quindi per creare la hero section mi vado a fare proprio la sezione hero, così ci faccio una maschera, e me la vado a piazzare qui.
vado a togliere i bordi, perfetto, e faccio una maschera su questo, la chiamiamo Hero Section, fantastico. E adesso mi sono preparato una serie di asset che userò, vedete, ho gli about, le hero section, portfolio, services, mi sono preparato insomma un attimino le foto da utilizzare. Questa è la foto che ho scelto per la mia hero section, me la vado a cacciare qui, così poi si crea già automaticamente una bella maschera. Allora, vediamo un po'. Sì, direi che anche come misura ci siamo, direi che anche la posizione mi sta bene, magari la abbassiamo un po' così lasciamo più spazio agli eventuali loghi e compagnia bella. Direi perfetto. Ok, ottimo. Allora, non tu, entro. Ok, adesso vado a crearmi un overlay da metterci sopra. Più grande, sì, 1449, ok, perfetto, bene, togliamo il bordo anche da questo, con overlay, lo coloriamo ovviamente di nero, quindi bene, poi andiamo ad abbassare l'opacità, tanto lasciamo un quant'è 60%, poi vediamo insomma. Ok, perfetto, salvo e apro la griglia. Per aprire la griglia vi ricordo che il comando da tastiera è Shift Command apice oppure Shift Control apice se siete su PC Windows. Ok, benissimo, fino a qua ci siamo. Allora, vediamo un po'. Adesso devo andare ad inserire il mio titolo principale, un testolino piccolo qua sopra e poi avevo deciso di andare ad inserire un bottone e cercherò sempre di mantenere le famose dinamiche che ha il mio tema, ok? Anche se poi lo farò con Raven ovviamente, che è più versatile. Allora, partiamo dall'H1, quindi vado qui, lorem ipsum dollar sit ammet, andiamo a sistemare un attimo. Allora, questo qui lo facciamo bianco, vediamo un po' dov'è. Qui colore, lo facciamo bianco il testo e vado a utilizzare come da mio tema il solito Montserrat. Questo lo facciamo bold, ok, e lo facciamo a, mi ero scritto 64 pixel, vediamo quanto grande viene. No dai, ci sta, lo facciamo qui. Perfetto, ottimo, salvo, benissimo. Poi vado a metterci un piccolo testo sopra, quindi volendo potrei anche doppiarmi questo, Command C, Command V, lo vado a mettere qui. E questo qui, questo span, che eventualmente che farò, lo facciamo di 15 pixel, sempre Montserrat ovviamente. Potrei anche pensare di lasciare bold anche questo intanto, vabbè, dopo vedo, mettiamolo una ventina di pixel qua su, e questo qui lo coloro, avevo deciso di scegliere un colore oro, vediamo dove me lo sono segnato, il colore oro da utilizzare, dai dimmi che me lo sono scritto, D7B474 dovrebbe essere, D7B474, D7B474, vediamo se è vero, sì, eccolo qui, perfetto, fantastico. Salvo, vediamo un po', ok, e fin qua bello, ci piace, ottimo. Bottone, allora devo andare a fare il pulsante del mio tema è quello solito con la trasparenza in mezzo, mi è stato chiesto di mantenerlo in questo modo, quindi il pulsante andiamo a crearlo, potremmo fare, vediamo un po' grande così, vediamo quanto mi viene, facciamo facciamo 300 pixel adesso intanto per una sessantina, dai, facciamolo un po' più piccolo, va, poi vediamo come esce. Allora, questo lo piazziamo qua, una settantina di pixel, vediamo com'è. Sì, ci sta, dai, ottimo. Quindi questo qui lo facciamo con il bordo oro, anche questo, quindi bordo lo teniamo da un pixel e andiamo ad inserire D7B474, ok, poi vediamo, magari è il caso di farlo un po' più grande il bordo,
proviamo 2 pixel intanto, e andiamo invece a eliminare il colore di riempimento, vediamo se è vero. Salviamo, Shift Command apice, vediamo come viene. Perfetto, anche questo ottimo, benissimo. E andiamo a inserire invece il testo. Intanto mettiamo un classico contattaci, no, perché è minuscolo, niente tagli in sto video, ve lo dico. Contattaci, andiamo a cacciare qua, perfetto, però il testo non lo voglio oro, ma lo voglio bianco, e diventa oro quando ci passo sopra. Possiamo lasciarlo così, vediamo un po'. Testo al bottone, lo faccio un pixelino più grande dello span, facciamo 16, ovviamente lo devo riposizionare, perfetto, ottimo. Command S, Command 0, ottimo, perfetto, ottimo. Ma mi sembra anche che l'overlay dietro mi sembra che sia corretto al 60%, poi insomma si va a vedere anche un attimino dopo in base all'immagine che viene scelta, però fin qua mi sembra che ci sta tutta, voglio dire, quindi ottimo. Allora, per quanto riguarda invece il logo, per il momento vado semplicemente a mettere una scrittina, quindi prendo un testo, scrivo logo test e lo vado ad inserire qui. Sì, direi che mi sta bene, in un'ipotetica header, mettiamolo qua, lo lascio anche bianco, magari lo facciamo extra bold. Sì, tanto rimane lì, non è un logo particolarmente impegnativo ed è dal logo che sono andato a pescare questo colore oro qua, tra parentesi. E una richiesta che mi è stata fatta, per quanto io sia contrario, è quella che non vogliono il menu aperto ma vogliono il burger button. Io non sono assolutamente d'accordo in questa scelta, ma vabbè, a un certo punto voglio dire, male minore, facciamolo, ok? È una novità. Allora, vediamo un po', facciamo un burger da 2, facciamo 2 pezzi, anzi potrei tirare una riga, facciamo una righetta dritta magari anche, dritto, non tanto, dritto, con shift giustamente. Allora facciamo 30 pixel e alto facciamo 2, questo anche perché è la stessa identica dinamica del menu che ho già anche sul mio sito, vediamo un po'. Poi ragazzi mi direte se sono troppo noiosi sti video in cui non faccio tagli, perché ovviamente diventano un po' più lunghini. Andiamo, lo piazzo così, un 5 pixel direi che ci sta tutto. Allora selezioniamoli entrambi, 1, 2, faccio un command G che così li raggruppo. Ok, questo lo chiamo burger, ok perfetto, e questo qui lo chiamo button così mi ricordo, perfetto anche questo. Vediamo un attimino come piazzarli. Allora, dove sta il logo? Qua. Vediamo se riesco a metterlo giusto in mezzo, ma direi proprio di sì. Sì, direi che ci sta. Porto un attimo al 100% per vedere come viene. Sì, direi che va bene, direi che va molto bene. Forse potrei allargarlo un attimo, vabbè, ma ci penserò quando lo faccio a codice. Se anche lì ho poi il mio problema. Anzi, facciamo un ghirigoro qua, giusto per fare una roba un po' più carina, dai, che sennò fa proprio tristezza. Mi fa proprio tristezza sto logo. Ci mettiamo questo qui, lo coloro oro, di 474, ok, e ce lo vado a mettere dietro la scritta logo, vediamo, così è un po' più carino, dai. Un po'? Sì, dai, ci sta. Com'è ragazzi, fin qua vi piace? A me piace. Sì, è il solito stile mio, voglio dire, ma è quello che mi hanno richiesto, quindi meglio di me non sta nessuno. Forse sto H1 qua è un po' enorme, voglio provare a farlo un po' più piccolo, vediamo. Se io lo portassi tipo, vediamo, 60, facciamo un 54. Che poi a codice si vede un attimino, lo fai come cazzo vuoi, ma così... Beh, bam, perfect, molto molto bene. Allora, adesso andiamo ad aumentare un po', dovrebbe esserci, non tu, devo aumentare il foglio di lavoro, quindi aspettate che comincio anche a chiudere un po' di roba. Allora blocchiamo un po' di roba che non serve più spostare, come questi due per esempio. Torno indietro, andiamo sul body
e aumentiamo il nostro bel foglio di lavoro, che dovrebbe essere Darkozzo. Eccolo qui, guarda che bene. Vediamo l'anteprima. Sì, ci piace, ci piace. Vado a farmi i capelli anch'io qui. Molto bene, chiudiamo questo. Ok, adesso mi vado a preparare un po' di asset. Ok, visto che ce li abbiamo, così poi sono più tranquillo. Allora, vediamo un po'. Andiamo a beccare i colori intanto. Tac. Benissimo, questi qua li abbiamo presi. Va bello per lei. Mi serve relativamente, ma intanto lasciamolo. Quindi questo è il colore di sfondo, questo è il famoso oro e questi sono i famosi altri colori che ho usato. Non ho capito cos'è questo qui, né tantomeno cos'è questo, ma probabilmente sono delle sfumature di bianco che sono andato a pescare per sbaglio, probabilmente all'interno, quando ho selezionato i bianchi. Poi comunque questi qua li posso anche eliminare, poi comunque a codice sarà assolutamente bianco, anche la copertura mi serve a poco. Andiamo a prendere gli stili dei caratteri invece, quindi abbiamo il Monster da 54 e questo qua lo chiamiamo Add Line 1, H1 è questo qui che è il Monster da 16, l'abbiamo usato dove? Ah, questo era il button, quindi questo è il testo del button, lo mettiamo qua. E questo qui è il famoso span, mentre questo qua deve essere probabilmente è uguale, deve essere il logo presumibilmente. Andiamo a salvare anche in questo caso, ottimo, siamo fuori dal board fold e ce l'abbiamo, perfetto. Torniamo di qua, è andato al 60%, avrò toccato io qualcosa per sbaglio. Ok, ottimo. Bene. Buon, perfetto, fin qua ci siamo. Allora, la prossima sezione che ho deciso di fare è una sezione dove andiamo ad inserire, quindi riapriamo qui dal body, trasciniamo più o meno così, ok, direi che mi sta bene. Griglia, volevo andare ad inserire qui l'altra immagine, quindi potrei andare intanto a crearmi lo spazio per un'altra maschera. Vediamo quant'è, 572 x 726, va bene, ma quell'immagine dovrebbe essere in verticale, quindi ci dovrebbe stare, vediamo un po', andiamo a pigliare About Us, eccola qui, vediamo, la mettiamo qua, anche qua direi che ci siamo. No, cos'è questo? Ok, perfetto, sì, basta però, deseleziona please. Ok, perfetto. Qui vado ad inserire, vediamo cosa ho deciso di fare. Allora, rimettiamo la griglia. Allora, qui la mettiamo a 70 pixel. E poi qui avremo un altro 70 pixel da mettere, quindi questo è lo spazio che andiamo ad occupare. Questo qua può essere ottimo per utilizzare il blocco media e testo di Gutenberg. Va benissimo. Allora, volevo mettere uno span oro, l'H2 e un paragrafo, quindi allora facciamo questa parte e poi mi stoppo. Allora, prima cosa da fare, vado a premere questo Command C, Command V e me lo tiro giù e lo mettiamo qua. Vediamo se va bene metterlo proprio appiccicato qua all'inizio, poi si fa sempre in tempo a spostarlo. Allora lo mettiamo qua, questo, però ci tolgo un po' di testo, tiro via questo qui, benissimo, e invece vado a tirare qua in mezzo, giusto, con lo shift, una bella riga, 140 mi sta bene, sì, lo faccio alto 2 pixel, benissimo, e lo vado a colorare sempre oro, quindi volendo posso anche andare a prendere il campione da di qua, lo coloro oro, perfetto, vediamo se è troppo piccolo, 2 pixel, se no lo faccio un po' più grande. Va bene, se potrei appiccicarlo un attimino di più, spostarlo un po' più vicino, vediamo, 10 pixel, sì, ok, perfetto, Command S, bene, poi un H2, e andiamo a portarcelo qua sotto. Allora
mettiamo una quarantina di pixel. L'H2 me l'ero segnato, lo facciamo, me l'ero segnato a 38, sempre Montserrat Bold, però è anche vero che poi abbiamo fatto l'H1 più piccolo, quindi potrei fare invece di 38, potrei fare 34. Sì, dai, proviamo così, lo mandiamo a capo, quindi posso arrivare fino a qui, fermo lì, mandiamo a capo, brutto, mandiamo a capo 2, va, molto meglio, ok, ottimo, anche qua, Command S, Command 0, sì, perfetta, e adesso mi vado a preparare un po' di lorem da mettere qua sotto, magari lo spezzo in 2 paragrafi. Devo decidermi a implementare, vediamo un po' lorem, devo decidermi a implementare quel kit che mi permette di andare a generare il codice direttamente da lì, il lorem direttamente dal software. Allora, questo qua, andiamo a prenderci il testo, però questa volta creiamo l'area di testo, invece la portiamo fino a qua, vediamo, incolliamo, benissimo. Adesso questo testo lo facciamo, il P lo facciamo regular intanto, regular, benissimo. La misura di questo P la facciamo a 14, vediamo, yes, mamma quanto testo, no, un po' eccessivo. Allora proviamo a farlo un po' più grande, facciamo 16, vediamo un po', ok, però mi sembra veramente tanto brutto visivamente come anteprima. Allora tiriamone via un po', allora vediamo, no, da qui direi che già se fosse fin qua secondo me è tanto comunque, ma sicuramente meglio. Però a questo punto potrei andare a prendere 1, 2, 3, 4, cercare di centrarli un attimino in relazione all'immagine, vediamo se mi piace di più. Sì, va bene, poi magari potrei fare l'immagine un po' più piccola, insomma il codice vedrò un attimino come gestirla. Vabbè ragazzi, allora direi per il momento è tutto, perché sennò diventa veramente un video lunghissimo. Adesso salvo, in un prossimo video andiamo a finire, ho tutta un'altra serie di sezioni da fare. Io vi ringrazio moltissimo per avermi seguito fino a qua, spero non vi siate annoiati troppo a vedermi lavorare, ci vediamo alla prossima, see you next time!